Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e quei. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position. Artline Occhialeria, dal 1994 il vero artigianato italiano, un cuore totalmente friulano. Quando il Made in Italy è vero Made in Italy. Artline Occhialeria, a Forni di Sopra, www.artlineocchialeria.com. Legno Interni. Per la tua casa da più di 70 anni, qualità, cortesia e professionalità al tuo servizio. Porte interne, porte blindate, serramenti e accessori, parquet e pavimenti in legno, scale, soppalchi e molto altro ancora vi attendono presso la nostra vetrina espositiva di via Brava 22, zona industriale Brava, a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine. Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.legnointerni.com o passa a trovarci. Eccoci qua, gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, torniamo con il nostro appuntamento del mattino con infofriulitv.net. Saluto subito la nostra ospite, l'avvocato Nicoletta Polmonari, collegata in live streaming da San Donà di Piave. Buongiorno avvocato. Salve, buongiorno Omar. E buongiorno a tutti. Bene, bene. Allora, so che oggi abbiamo argomenti molto importanti da trattare assieme per quanto riguarda insomma l'associazione, ma prima di parlare con lei andiamo a dare un po' di aggiornamenti di cronaca, perché ci sono stati comunque delle importanti novità. È durato poco più di un'ora l'allarme bomba scattato intorno alle 9 di questa mattina alla piscina Bianchi di Trieste. Gli artificieri, secondo il sito del Piccolo di Trieste, non hanno trovato nulla che potesse essere ritenuto pericoloso. Dal momento in cui l'allarme è scattato sono stati subito messi in atto i provvedimenti insomma, per mantenere la sicurezza. Hanno operato in loco le forze dell'ordine, in particolare i carabinieri, i vigili del fuoco, polizia locale e le squadre degli agenti delle volanti della questura. La zona è stata transennata per sicurezza. Come detto, il tutto è rientrato pochi minuti fa. Invece si trova ricoverata ancora in gravi condizioni la donna di Ronchis, comune della Riviera Friulana, ustionata ieri sera all'interno della sua abitazione dopo un ritorno di fiamma mentre stava accendendo la stufa con l'alcol. La donna, soccorsa dai vicini che sono stati attirati dalle urla della stessa, dopo essere stata stabilizzata sul posto dai sanitari giunti in ambulanza dal vicino nosocomio di Latisana, è stata successivamente trasferita in eliambulanza al reparto grandi ustionati dell'ospedale di Padova. Le sue condizioni sono giudicate critiche e i sanitari si riservano di sciogliere la protesi.
la prognosi. Per quanto riguarda invece i problemi legati al maltempo, e partiamo con le immagini, ci sono stati problemi questa mattina sulla linea ferroviaria tra Udine e Gorizia. Alle 7:20 il traffico ferroviario, precedentemente rallentato tra Udine Parco e San Giovanni a Natisone per un inconveniente tecnico, è tornato regolare dopo l'intervento dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana che hanno ripristinato la piena funzionalità della linea. Il problema è stato riscontrato poco prima delle 5 sia all'impianto di distribuzione dell'energia elettrica sia ad alcuni binari bloccati, probabilmente causa anche il freddo della notte. I treni in transito per Trieste Centrale, Villa Officina e Campomarzio da Udine via Gorizia e viceversa sono stati fermati nella stazione del capoluogo friulano, mentre quelli in arrivo da Trieste diretti verso Udine, Mestre e Tarvisio sono stati fermati a Gorizia Centrale e San Giovanni a Natisone fino alla riattivazione della linea. Effetti sulla mobilità ferroviaria, rallentamenti fino a 20 minuti per 3 treni regionali. E adesso parliamo con la nostra ospite Nicoletta Polmonari, collegata con noi da San Donà di Piave, per sapere un po' quali sono oggi gli argomenti che tratteremo all'interno di questa puntata dedicata all'Associazione Acquirenti. Grazie Omar. Guarda, io prima stavo leggendo un po' il giornale con le ultime notizie e così sono stata attratta un po' da un articolo, no? Diceva che in provincia di Bologna, a Casalecchio di Reno, una persona in difficoltà economica è stata aiutata dai carabinieri. I carabinieri gli hanno portato a casa la spesa. Cioè, una persona di 38 anni che lavorava, con il lockdown purtroppo ha perso il lavoro, non riesce a trovare una nuova occupazione, non riesce a pagare le bollette, non riesce a mangiare. Sono cose che stanno succedendo purtroppo. Ecco perché i carabinieri ovviamente non sono un ente assistenziale, lo sappiamo, certo, però sono intervenuti. Ecco perché credo che tutti noi dobbiamo rimboccarci le maniche e darci una mano tra di noi, perché a questo punto è quello che dobbiamo fare, perché dobbiamo pensarci noi. Acquirenti, insomma, anche i telespettatori hanno visto negli scorsi venerdì che ci sono stati degli avvocati, i nostri colleghi dell'associazione, che hanno parlato un po' dei casi che possono succedere nella vita, no, di ogni giorno, possibili consigli. Anche la prossima settimana ci sarà un altro avvocato che parlerà di argomenti che interessano. chiaro. E però continuano, Omar, le persone ad aderire all'associazione perché ci chiedono: ho le bollette che mi arrivano, non riesco a pagarle, mi aiutate? Aiutiamo a rateizzare. Ma chi sono le persone che si avvicinano? Sono partite IVA, sono artigiani, piccoli artigiani, commercianti, che sono rimasti tanto chiusi, che sì, i ristori sono arrivati, però sai, o paghi l'azienda o paghi casa, o paghi i dipendenti o paghi le bollette dell'azienda o paghi le bollette che ti arrivano a casa. Quindi noi stiamo cercando ovviamente con tutti i vari nostri interlocutori e fornitori di luce e gas di trovare degli accordi per quanto possibile per rateizzare il più possibile gli importi di queste bollette, perché poi... Ecco, la cosa importante, Nicoletta, la cosa importante da sottolineare è che appunto, come hai detto tu, questi sono spazi informativi che diamo per proprio dare informazione libera senza nessun problema, ma proprio per far capire alla gente, l'ho già detto più volte, ma è sempre meglio rimarcare la situazione, no? Far capire alla gente che in questo momento non è, come si può dire, se una persona si trova in difficoltà, seriamente parlando, si trova in difficoltà, non c'è nessuna vergogna per chiedere un aiuto, magari anche dei consulenti che a costo zero ti danno la possibilità in un certo senso di uscire da un momento un po' particolare, no? Certo, ma infatti quello che noi cerchiamo di fare è proprio darci una mano, perché sono, come ti ho sempre detto Omar, i più insospettabili, che hanno
che per l'orgoglio magari, perché hanno sempre lavorato nella loro vita e vogliono lavorare nella loro vita, hanno l'umiliazione, no, di chiedere una mano. Ma noi ci siamo però, e ti devo dire una cosa, ci siamo però per le persone che vogliono comunque rialzarsi e vogliono loro stessi dare una mano, perché molto spesso ci chiedono persone, mandano le mail, no? Come giustamente tu hai indicato nelle volte scorse, le nostre mail ufficiali, dicono ho fame, sì bene, vieni con noi a fare la raccolta alimentare, sabato siamo al Mega di San Donato a fare la raccolta alimentare, per dire, scusa se ho detto il nome di un... D'altronde se fate la raccolta alimentare bisogna dire anche dove, no? Sì, no, ma non c'è nulla di male. Sì, però per dire ci sono in tantissimi, no, altri supermercati. Ecco, No, chiaramente per gli amici del no, Veneto, il messaggio è stato esatto. rivolto per gli amici del Veneto, tanto per essere chiari. Esatto. Però Omar, sai che cosa a volte rispondono? Eh no, ma fa freddo, il sabato. Eh sì, il sabato. Sì, allora fa freddo e allora gli diciamo, guarda, allora magari forse non siamo l'associazione che va bene per te, perché come si diceva, no, le altre volte ci sono è impegnativo essere un volontario di acquirenti perché devi impegnarti, ma noi ci siamo per dare una mano. E come ti dicevo, ci sono partite IVA, ci sono artigiani, commercianti e ecco perché abbiamo coinvolto queste aziende. Quando ho illustrato, no, nelle prime tue edizioni mi hai dato la possibilità di illustrare il progetto spesa solidale. Noi dopo il primo momento della spesa che continuiamo a fare, della raccolta alimentare, abbiamo messo, guarda, ce l'ho qui, questo salvadanaio, non so se si vede, è un piccolo salvadanaio, così, che ovviamente regaliamo alle aziende sul territorio. E questo perché? Perché le aziende, nel momento in cui noi presentiamo il progetto, sono molto sensibili, perché sanno che stanno aiutando il fratello o la sorella in difficoltà. Perché? Proprio perché sono delle partite IVA, sono degli artigiani, dei commercianti che magari hanno delle attività che adesso non possono essere esercitate, oppure perché ci sono stati dei problemi che non sono stati magari risolti in modo positivo. E quindi quando noi e i nostri volontari coinvolgiamo le aziende in questo progetto, che cosa diciamo? Diamo una mano a chi è nostro simile, sono i nostri eroi, gli eroi che alla fine non vogliono aiuti a pioggia, non vogliono stare seduti a dire qualcuno prima o poi mi aiuterà, sono le persone che vogliono lavorare, che vogliono farcela con il loro lavoro e con la loro fatica. Certo. E noi, come abbiamo promesso alle aziende che per prime ci hanno accolto nelle loro attività e hanno esposto questo nostro salvadanaio, noi vogliamo ringraziare, sono stati pionieri, no? E sono stati quelli che ci hanno creduto all'inizio, quando sembrava un po' difficile, no? Avere la solidarietà di tanti clienti, di tanti cittadini italiani poi, perché questo è. E noi domani li ringraziamo uscendo su un giornale nazionale. Noi ringraziamo ovviamente queste aziende che sono state le più meritevoli d'Italia per il momento. Noi abbiamo coinvolto i sindaci di questi primi comuni perché è giusto che anche un sindaco sappia che nonostante il periodo difficile ci sono delle iniziative dei cittadini, dei commercianti che fanno parte del tuo territorio, che ce la stanno mettendo tutta per se stessi e per dare una mano agli altri. Certo. Senti, mentre tu stavi giustamente spiegando un po' la situazione, come è stato operando, eccetera, io ho aggiunto, proprio per chi ci sta guardando in diretta, ma anche per coloro che ci guarderanno in differita,
proprio nella nostra pagina e attraverso i social a me collegati, c'è proprio la pagina di acquirenti dove per informazioni vi potete tranquillamente collegare, cliccare, e da lì potete poi, una volta entrati, contattare le persone, i vari responsabili di zona, perché ricordiamo che l'associazione non è un'associazione locale, ma è un'associazione nazionale di consumatori e non, per avere ulteriori informazioni, insomma, in merito. Prego. Certo, grazie Omar. Quando andiamo in queste aziende, che ovviamente domani ringraziamo, e domani ringraziamo, lo posso dire, è vero il nome del giornale, Omar? Ecco, è il Corriere della Sera, l'edizione del Veneto, che copre le province di Venezia, di Udine, di Gorizia e di Trieste. Perché sono, diciamo, le aziende della provincia di Portoguaro e di Udine, che quindi diciamo dell'area del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, no? Che sono state poi le prime, perché noi abbiamo iniziato a testare ovviamente questo progetto nei territori più vicini, dove potevamo verificare, anche perché poi la verifica avviene sul territorio, perché poi le aziende ti chiedono anche conto di dove vanno i soldi che noi raccogliamo in questo salvadanaio. Le aziende ti chiedono, bene, dove vanno questi soldi? E noi giustamente dobbiamo dire dove vanno. Questi soldi vanno, una parte vanno ai fratelli che hanno bisogno, ai fratelli e alle sorelle di queste aziende, nel magari pagamento della bolletta, nella trattativa con l'azienda che ti fornisce luce e gas, all'azienda stessa che magari ha delle bollette che non riesce a pagare, ma va soprattutto, però la parte più grande va nei progetti, no? in tutti quei progetti che danno delle opportunità di vita alle persone. E ti dico che a conferma di questo, i primi soldi che sono stati raccolti in queste aziende sono stati usati per avviare il progetto sociale dei colombi urbani, quel famoso progetto, no, di cui abbiamo parlato una volta. E stiamo dando a 5 volontari un rimborso spese per l'attività che stanno facendo per il progetto, cosa che prima non si poteva fare perché non eravamo ancora partiti in certi territori. Chiaro. Quindi adesso lo possiamo fare, ci sono i sindaci che ci stanno chiamando, perché il problema dei colombi è un problema che comunque interessa moltissimi comuni, però abbiamo la possibilità di risolvere il problema, no? Tenti di mitigare il problema dei colombi urbani in quel comune con delle spese minori per rifacimento, palazzi, eccetera. Dall'altra parte dai la possibilità alla persona che collabora con te nella attività che è predisposta a fare un rimborso spese che ti aiuta a pagarti le bollette. Cioè è questo che noi vogliamo fare, però è una persona che dedica delle ore al giorno, alla settimana per acquirenti. Quindi noi vogliamo proprio ringraziare con questa uscita che faremo domani, che è la prima uscita, stiamo iniziando a ringraziare le aziende, a ringraziare i clienti, a ringraziare anche i supermercati che ci stanno comunque dando massima disponibilità e a ringraziare ovviamente tutti i cittadini che con diciamo, le loro donazioni ci stanno dando una mano per dare una spinta a tante persone, a dire messaggio. C'è ancora un posto per te. Certo, senti, allora la cosa importante da sottolineare, l'hai fatto bene, hai fatto bene a dirlo, ricordiamo che queste sono raccolte a chilometro zero, nel senso, cosa vuol dire? Va tanto di moda parlare di chilometro zero. Chilometro zero vuol dire, cari amici che ci state, amiche che ci state ascoltando e vedendo, la raccolta che voi fate non è la solita donazione, tanto per essere chiari, cioè la raccolta che voi fate agli incaricati, ai volontari di acquirenti, praticamente non ha poi passaggi ulteriori.
nel senso che quello che viene raccolto poi chiaramente Acquirenti farà, in base anche alle necessità e alle persone che hanno una certa priorità, farà chiaramente i pagamenti, no? Ma non è che se io tra parentesi dono 10 euro, alla fine a questa persona per pagare la bolletta gli arriva 2 euro, perché gli altri 8 vengono divisi per varie spese varie ed eventuali. I 10 euro che doni vanno effettivamente nella busta, che poi saranno successivamente pagati per la persona che ha il problema. Questa è la cosa importante da sottolineare, perché oggi si sente tanto donare è giusto, aiutare gli altri se si può è giusto, perché non si sa mai nella vita, no? Puoi sempre aver bisogno, e è facile dire adesso stai bene, va tutto bene, domani quando stai male ti trovi tu nella situazione opposta, no? Però la cosa importante da sottolineare è questa, che tutto quello che viene raccolto dal genere alimentare al pagamento della bolletta, piuttosto che per aiutare per altre cose, ecco, passa tutto da una filiera a chilometro zero. Non ci sono passaggi intermedi dove non si sa dove vanno a finire i soldi. Chiaramente Acquirenti ha selezionato anche i volontari, perché magari sai, ogni tanto il furbo c'è sempre, questo purtroppo bisogna sempre mettere le mani avanti, ma il furbo è stato già scartato e ha capito che lì non fa tela, tanto per essere chiari. Esatto, bravo, bravissimo Omar, grazie per questa precisazione. Ovvio che Acquirenti non paga le bollette, no? Giustamente come dicevi tu, ci sono persone che hanno tanti bisogni. Ovvio che avere una casa riscaldata con la luce, poter avere il gas per scaldare l'acqua della pasta sono le esigenze fondamentali di una persona. Certo. Quindi è ovvio che quando la persona ti chiede aiuto, noi ci siamo, ma sempre è una collaborazione. Io ti aiuto se tu ti aiuti, quindi io ti aiuto perché sto cercando di darti un'opportunità di vita per uscire da questa tua situazione difficile, ma tu ci devi essere al fianco per fare un qualche cosa per te stesso, per gli altri e per l'associazione. Certo. Quindi mai aiuto così a pioggia, perché magari uno sta meglio sul divano al caldo e sa che però la sera gli arriva la spesa a casa, oppure gli arriva il bonifico, perché ovviamente facciamo noi il bonifico della bolletta pagata. No, nel senso che anche tu sei una persona per cui è giusto fare un qualche cosa. Hai capito, Omar? Mm-hmm. Perché a volte poi uno, giustamente spinto dalla disperazione, uno chiede, ci sono degli enti preposti quando uno ha bisogni di questo tipo, certo. Ma noi ci siamo, ecco perché all'inizio, no, ho fatto l'esempio dei carabinieri, è un ente che non è un ente caritatevole, come Acquirenti è un'associazione a tutela dei consumatori, ma adesso vogliamo essere assolutamente sul campo. Chiaro. Senti Nicoletta, per andare a concludere poi, perché noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana anche con gli altri esponenti di Acquirenti per parlare anche di altre tematiche, sempre comunque a 360 gradi. Hai detto domani sarete a San Donà di Piave per quanto riguarda gli amici del Veneto, no? Sarete a San Donà di Piave da che ora? Dalle 8 e mezza fino alla sera al Mega di San Donà di Piave. Ecco. Sono molto disponibili, ma tutti sono molto disponibili, però sì, certo. Siamo chiaramente poi cosa importante, nota da sottolineare, per il Friuli Venezia Giulia ci sono altri supermercati dove insomma ci saranno i volontari di Acquirenti, li noterete, è impossibile non notare i volontari di Acquirenti che sono all'esterno del supermercato, che insomma sono lì pronti, anche per informazione, non è che per forza. Uno può anche per curiosità, no? Fermarsi un attimo, fare una chiacchierata, giusto anche per capire, perché come si dice è una pubblicità diretta e indiretta, no? Nel senso che uno può anche fermarsi per semplice curiosità, magari un domani diventare un volontario pure lui, tanto per essere chiari. Cioè, non è che scambiare quattro chiacchiere non costa nulla, no? Come si dice. Assolutamente no. E domani siamo anche sul Corriere della Sera, edizione del Veneto, nelle province di Venezia, Udine, Trieste e Gorizia. Perfetto. Per anche Pordenone.
e anche Pordenone, perché ti sei dimenticato Pordenone la prossima volta, Sì. perché purtroppo non copre quella zona, perché poi ci sarà... Sì, perché ha degli spazi diversi, insomma. Esatto, Però Pordenone... sarete presenti anche sulla provincia del Friuli Occidentale presto. Certo, assolutamente. Bene, io ringrazio l'avvocato Nicoletta Polmonari per l'appuntamento odierno con Acquirente all'interno di Info Friuli TV Linea Mattina. Per quanto ci riguarda, vi diamo appuntamento intorno alle 14 con linea diretta a giorno, notizie e aggiornamenti, e anche in questo caso avremo un ospite perché parleremo di montagna e per la precisione andremo a Forni di Sopra a sentire dalla viva voce del sindaco Marco Lenna per quanto riguarda non solo la situazione meteo, un po' col Burian, come si dice, o Burian, è in fase di evoluzione, ma soprattutto per capire cosa accadrà dalla prossima settimana quando ci saranno le riaperture, forse dal 19 in Friuli Venezia Giulia, comunque dopo le ceneri certamente, ci sarà la riapertura delle piste da sci, e allora andiamo a sentire in quella splendida località che è Forni di Sopra come la situazione, se è tutto pronto. Noi diciamo subito di sì, però la viva voce, la diretta, senza trucco, senza inganno, del sindaco per capire se quello che è stato riportato sarà poi ufficiale. Grazie all'ospite, grazie a voi gentili amici, 10:50 esatte di oggi, venerdì 12 febbraio, dunque per quanto riguarda la diretta vi diamo appuntamento più tardi alle 14 per chi ci vuole vedere e ascoltare in diretta, altrimenti un saluto anche a coloro che entrano dopo in modalità differita per riascoltare nei dettagli quello che l'avvocato Nicoletta Polmonari ha riportato attraverso il nostro sito con le ultime novità per quanto riguarda l'associazione Acquirenti. Grazie per l'ascolto e per la visione e dunque a più tardi. Grazie. Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio. Aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position. Artline Occhialeria, dal 1994 il vero artigianato italiano, un cuore totalmente friulano. Quando il Made in Italy è vero Made in Italy. Artline Occhialeria, a Forni di Sopra, www.artlineocchialeria.com. Legno Interni. Per la tua casa da più di 70 anni, qualità, cortesia e professionalità al tuo servizio. Porte interne, porte blindate, serramenti e accessori, parquet e pavimenti in legno, scale, soppalchi e molto altro ancora vi attendono presso la nostra vetrina espositiva di Via Brava 22, zona industriale Brava, a San Giovanni a Natisone, in provincia di Udine. Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.legnointerni.com o passa a trovarci.